Mi corre l'obbligo di ringraziare il Presidente della Fondazione Antonio Segni, il Professor Antonio Segni, che sin dall'inizio ha creduto e ha sostenuto questa ricerca. Ringrazio le autorità che hanno portato i saluti, il coordinatore di questa iniziativa, il Professor Chessa, a cui sono molto grato, e davvero un sentito ringraziamento anche ai relatori per la loro generosità e disponibilità. La ricerca è cominciata nel 2017 e all'inizio sembrava pressoché impossibile trovare il materiale per comporre un volume. Il ritrovamento all'interno dell'archivio storico della Camera dei Deputati, lo ha ricordato il professor Segni, di una cartella che conteneva il carteggio fra Antonio Segni e Leopoldo Elia, ha rappresentato una svolta. E comunque Segni non si limitava a consultare soltanto il suo consigliere giuridico, ma, come è stato detto, cercò di conoscere il parere di altri autorevolissimi giuristi e costituzionalisti in particolare. Questa scelta di chiedere consigli e pareri non può essere considerata né un segno di debolezza né tantomeno una missione di incompetenza. Segni è stato notato, secondo me in maniera molto discutibile, a differenza di altri presidenti, chiese pareri perché non aveva piena consapevolezza delle questioni giuridiche costituzionali. Non è proprio esatto, secondo me. Dietro questo carteggio c'era ben altro, e c'era la capacità di riconoscere la complessità dei problemi che richiedevano un parere tecnico. C'era la volontà di comprendere meglio la più alta carica dello Stato, che anche a Segni, come è stato detto, e ad altri giuristi sembrava enigmatica. Alla base del carteggio inoltre c'era l'esigenza di trovare un supporto tecnico, una sorta di copertura alle sue scelte politiche, e anche per questo cercò di consultare non soltanto i costituzionalisti di area cattolica, ma anche, come è stato notato, costituzionalisti di area liberale, di area diciamo così socialdemocratica, come poteva essere considerato Crisafulli, che passò dal PC al Partito Socialdemocratico. Ancora c'era la consapevolezza dell'inscindibile nesso tra teoria e pratica, tra il mondo degli studiosi e il mondo dei politici, e questo carteggio rivela la scelta di metodo prima di decidere, valutare le questioni giuridiche che hanno la precedenza rispetto alle questioni politiche. E poi dietro questo carteggio c'era una robusta passione giuridica che non venne mai meno, neanche quando Segni era completamente dentro la politica, era occupato completamente dall'attività politica. Due domande e più di altre mi hanno accompagnato lungo questa ricerca. La prima è stata ricordata: il ruolo del Presidente della Repubblica. Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica nella storia d'Italia? E la seconda domanda, che mi sembra tuttora molto più complessa e molto più difficile da rispondere, almeno per me: qual è il ruolo dei costituzionalisti nella storia d'Italia dopo la stagione, dopo l'esperienza dell'Assemblea Costituente che li aveva visti tra i protagonisti? Alla prima domanda ho provato a dare una risposta, seppur nei limiti di un saggio che voleva essere un saggio di taglio storico. Alla seconda domanda non sono riuscito a dare una risposta, anche perché forse ancora mancano gli studi, e poi proverò a spiegarmi meglio. Certo che sembrano due interrogativi differenti e distanti fra loro, ma questi due interrogativi si incontrano nel carteggio quando i costituzionalisti influenzano le scelte
del Presidente della Repubblica, fino a spingere il Presidente della Repubblica verso determinate decisioni. Gran parte dei libri sulla storia dell'Italia repubblicana sono stati scritti come se il Presidente della Repubblica fosse una variabile marginale, quasi indipendente nello svolgersi della storia politica del nostro Paese. Questo dato di fatto mi sembra una conseguenza della difficoltà dello storico di ricostruire effettivamente l'attività presidenziale, anche perché i quotidiani, soprattutto i quotidiani del tempo che seguivano il Presidente, non davano notizia dell'attività concreta, ma lo ritraevano spesso come visitatore acclamato di scuole e università, un dispensatore di premi e di riconoscimenti a personalità importanti, un costruttore della memoria condivisa. Il Presidente insomma sembrava continuamente impegnato in cerimonie, e questa è l'immagine che si ricavava dai quotidiani. I temi e i problemi che il Presidente affrontava erano riservatissimi e non facevano notizia se non c'era una fuga di notizie, ma era molto rara, e se non c'era un comunicato ufficiale del Quirinale, che comunque era sempre molto stringato, molto sintetico. Questa sorta di codice di rappresentazione del Capo dello Stato si impose già con De Nicola. Anche Einaudi seguì questo orientamento, cercando di evitare in tutti i modi di avere un rapporto con la stampa, addirittura non vi lasciò mai neanche un'intervista. Non perdete occasione peraltro di ricordare che il suo ruolo era ben distinto, era ben diverso da quello degli attori politici. Neanche Gronchi, che pure aveva una passione politica diversa rispetto a quella, e un profilo politico diverso rispetto a quello di Einaudi, cambiò, modificò l'immagine che fra gli italiani si era formata del Presidente. Gli italiani infatti erano convinti che il Presidente fosse esclusivamente un organo di garanzia, un organo super partes, in un altro piano rispetto ai conflitti politico-partitici. Ebbene, il successo del Presidente della Repubblica sta anche in questa immagine, che corrisponde soltanto in minima parte alla realtà. Non soltanto segni, ma anche Einaudi e Gronchi erano completamente dentro la politica, portavano avanti, spesso in competizione con altre forze politiche, le proprie idee, avevano una visione che cercavano di realizzare. Ce l'ha ricordato, ad esempio, anche Esposito, nella sua bella voce sul Capo dello Stato, ma a volte lo dimentichiamo. Anche i presidenti tentavano di imporre gli uomini a loro più vicini e provavano a condizionare la produzione normativa e l'azione dell'esecutivo. Non sempre naturalmente il ruolo del Capo dello Stato era incisivo e decisivo, ma ciò che è importante sottolineare erano le azioni quotidiane e le intenzioni anche. La determinazione di segni naturalmente era una peculiarità del suo carattere, lo aveva dimostrato anche durante l'esperienza della riforma agraria, ma il suo modus operandi al Quirinale non rappresenta un'eccezione. Bisogna forse rassegnarci all'idea che possiamo costruire fino in fondo completamente l'attività del Presidente della Repubblica attraverso la ricerca storica. E forse in questo quadro il ricorso alle ipotesi, cioè alle supposizioni di ciò che effettivamente accade, è l'unica via praticabile. Il Presidente partecipava alla nomina dei ministri, è stato ricordato, e spesso in
imponeva alcuni nomi, ma cercava anche di imporre i nomi di alcuni sottosegretari, cercava di influenzare il movimento degli ambasciatori, in particolare a Mosca, a Parigi, a Londra e a Washington. Il presidente cercava di far valere le sue posizioni quando si dovevano nominare gli ambasciatori. E poi, l'abbiamo visto anche in questo carteggio, il Presidente della Repubblica voleva dire la sua sulla nomina dei vertici delle più importanti aziende di Stato. Ad esempio, Segni voleva esprimersi a proposito dei vertici dell'Enel. Quindi il Capo dello Stato non soltanto mediava, non soltanto cercava di moderare, di evitare che prevalessero le tendenze estreme, ma era ben chiaro alla classe politica che il Presidente della Repubblica partecipava e contribuiva alla determinazione della direzione generale. Non era l'unico manovratore naturalmente, ma era fra quelli che avevano le mani sul timone, e non soltanto con l'intento di evitare che si andasse in una via pericolosa e si rispettassero i fondamenti giuridici dello Stato, ma anche con l'obiettivo di realizzare uno specifico scenario economico e politico. In altra sede ho avuto l'occasione di ricordare che gli uomini che circondavano il Presidente, che gli fornivano le informazioni, che lo consigliavano, facevano parte della sua biografia politica, perché in alcune scelte erano stati determinanti. Ora mi sembra anche ancora più evidente che lo storico non può limitarsi a studiare soltanto il vertice, soltanto il Capo dello Stato, ma deve allargare il suo sguardo, studiare i segretari generali, i capi servizio, i consiglieri, sia quelli ufficiali sia quelli non ufficiali, perché se la storiografia concentrasse l'attenzione quasi esclusivamente sul titolare della carica, ne verrebbe meno una parte importante utile alla comprensione della figura del Capo dello Stato nella storia italiana. Molti lavori sui singoli costituzionalisti sono a disposizione anche molte opere, ma manca molte analisi delle opere dei costituzionalisti, ma manca, mi sembra, un lavoro di sintesi sui costituzionalisti e la storia d'Italia. Ancora, in altre parole, non si trova una risposta alla domanda quanto hanno inciso i costituzionalisti nella storia dell'Italia repubblicana. Il loro contributo si rivelò meno utile e meno importante quando si passò dalla costruzione dell'ordinamento alla gestione concreta dell'ordinario. Io naturalmente non ho una risposta a questa domanda, ma ho soltanto alcune impressioni. Mi pare che il rapporto tra la Corte Costituzionale e la scienza giuridico-costituzionale sia tuttora molto stretto, ma ancora sappiamo davvero poco sul ruolo dei costituzionalisti all'interno del Parlamento, perché essi sono stati e sono un riferimento all'interno dei gruppi parlamentari e delle commissioni. I costituzionalisti spesso hanno diretto e dirigono gli uffici legislativi alla Camera, al Senato, in diversi ministeri. Sono stati Elia Guarino, ad esempio, sono stati ministri. I costituzionalisti sono stati un riferimento imprescindibile nel dibattito sulle riforme istituzionali e sulle riforme elettorali. Ecco, in che misura essi hanno inciso nella storia dell'Italia repubblicana? Intendiamoci, non mi voglio candidare a scrivere un lavoro su questo, ma volevo sottolineare come
che il confronto fra discipline diverse, fra storici e costituzionalisti, può essere molto utile anche per comprendere, per meglio approfondire il passato e il presente dell'Italia repubblicana. Nuovamente molte grazie per la vostra disponibilità.